Si va con la seconda ed è la prima delle due batterie del trofeo Anna Maria Grassi 2024, la batteria A. Al 2 Eros di Meletro, Massimiliano Michelotto, 3 il Gatto Jet, Otello Zorzetto, 4 Eva Light, Marco Castaldo, 5 Ele Lamborghini, Leonardo Vastano, 6 Speranza Alba SM, Roberto Michelotto, 7 Etienne Latorre, Filippo Esposito, 8 Essenza Griffe, Lena Villani, 9 Emeril, Giovanni Manzone, 10 Enola Gay Treb, Lucia Pasqualini. Si va con veloce Eva Light che cerca di scavalcare il Gatto Jet e ci riesce. Eva Light al comando nei confronti del Gatto Jet che rimane secondo, all'esterno Ele Lamborghini, poi in corda parte bene Senza Griff che precede Emeril, quindi Eros di Meletro parcheggia in seconda posizione lungo i birilli Ele Lamborghini alle spalle di Eva Light. 14,5 per i primi 200 di corsa, Eva Light che ha preso la testa e guida davanti alla fila indiana composta da Ele Lamborghini e il Gatto Jet, quindi Essenza Griff, Emeril, Eros di Meletro, mentre muove all'esterno Etienne Latorre. 29,7, buoni 400 metri iniziali, sposta Emeril che anticipa le mosse di Etienne Latorre e inizia la sua avanzata. 646,4, rallentamento abbastanza netto sulla curva di sinistra. Marco Castaldo gestisce i parziali a piacimento, avanza Emeril che risale apparigliando Ele Lamborghini dopo 800 metri in 1, 2 e 2. Terzo in corda rimane il Gatto Jet con accanto Etienne Latorre, quindi ancora Essenza Griff che precede in terza pariglia Enola Gay Treb. Addirittura 32,5 questi 400 metri di corsa, segno che Eva Light dopo aver speso un po' per andare davanti gestisce molto i parziali, cerca di tenersi il più possibile benzina per l'arrivo. Eva Light al comando dopo 1 chilometro in 1,18,3, inizia ad accelerare ora sotto la pressione esterna da parte di Emeril, in corda rimane sempre le Lamborghini, poi il Gatto Jet prova a venire in terza corsia Enola Gay Treb, ma adesso si va forte, cala drasticamente Emeril che lascia Ele Lamborghini sola inseguitrice di Eva Light che è in vantaggio all'ingresso addirittura d'arrivo. Eva Light in vantaggio, Ele Lamborghini che prova a spostare al suo esterno, Eva Light che però si allunga lungo i birilli e nel finale controlla tutti i tentativi di Ele Lamborghini, vince Eva Light nei confronti di Ele Lamborghini. Al terzo il Gatto Jet che precede Etienne che precede Senza Griff. Successo in coast to coast di Eva Light, Marco Castaldo in salchi per il training di Marco Azzaroni, i colori di Carlo Bonfiglioli, la vittoria della 4 anni da leggendario che si impone nettamente in coast to coast. Eva Light e Marco Castaldo a punteggio pieno in questa prima delle due batterie. Al secondo finisce Leonardo Vastano con Ele Lamborghini, al terzo Otello Zorzetto con il Gatto Jet, al quarto Elena Villani con Senza Griff, al quinto Enola Gay Treb con Lucia Pasqualini. Questo è il marcatore della seconda corsa.